Il presidente dell'Ordine dei giornalisti siciliani, Riccardo Arena, cronista di Giudiziaria al Giornale di Sicilia, collaboratore con La Stampa, Panorama, Il Foglio e l'agenzia Agi, ha pubblicato "Anche oggi non mi ha sparato nessuno", edizioni Leima. Riccardo Arena torna in libreria con un romanzo brillante, avvincente, che corre sul filo sottile che lega e insieme divide sogno e realtà. È un giallo ambientato in un'Italia non ben identificata, che vede un carabiniere rischiare il tutto per salvare la patria. Salvarla dalla mafia, dal terrorismo islamico, da se stessa. Anche oggi non mi ha sparato nessuno è una istantanea precisa del nostro paese, dei politici che la governano, dei militari che la sorvegliano e dei criminali che la deturpano. Un ritratto spietato e insistentemente ironico che ci conduce negli angoli bui della nostra storia, rivisitandola però con pennellate di fantasia, con pause di scherno, manciate di autoironia e attimi intensi di autocritica. Momenti esilaranti in cui l'autore, in un certo senso, prende di mira anche se stesso, in quanto membro di quella casta che, insieme a politici e criminali, troppo spesso non aiuta affatto a risolvere i problemi del paese: i giornalisti.